Buongiorno, 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 buongiorno. Ha fatto fa la notte, ha fatto fa. Continuati con Bobby, buongiorno, educazione eccessiva, signorina. Sì. Io sono sempre eccessiva Sì. quando si tratta di cordialità entrambi le parti. Ah, sì? Piacere, Maria Angela Carmela. Com'è lungo, mamma? Piacere, Gianni Pietro, ma lei mi può chiamare anche Gian Pietro, nominato il topo. Comunque veniamo ai fatti, lei è la segretaria dell'avvocato Mangione, vero? Sì, l'avvocato ha piena fiducia del mio operato, è perché tratto le pratiche veloci e non attratto, capisco l'intoppo e subito gli faccio il ritratto e sblocco ogni indigesto. Ya che sta sblocco il traffico. Signorina Maria Angela Carmela. Giusto? Eh sì, ma lei deve essere più elastica a confronto. E le voglio subito dire che l'agenzia Quattro Zampe ha venduto al signor Gatto un cane che mangiava e dormiva e mangiava e non azzannava. E invece ha zannato, sì, ad una persona che non ha potuto nemmeno difendersi. Il risarcimento che vuole il signor Gatto è per pagare l'azzannato. Ma dico io, perché il gatto non si vede? Ma non credo che ha paura del topo. No, sarebbe assurdo. Sì che sarebbe assurdo, ho sentito tutto, ho sentito. Nessun gatto avesse paura di un topo. Lei non sa dove sono stato io. No, dove sta? Sono stato a portare il cane a fare le analisi. Sì. Perché io ho quasi la certezza che quel signore, come si chiama? Alfredo Pellegrini. Sì, abbia infittato l'epatite al cane. Perché lei pensa che il cane fosse stato infettato? Anche questo è possibile. Ma non esageriamo! E le voglio subito dire che l'agenzia Quattro Zampe ne ha venduto un cane di razza e che non muore di malattie. Muore subito. E che non contagi infezioni. Signor Gatto, Sì. io desidero condurre questa trattativa. Ma voi la dovete condurre, ma perché non vedo l'avvocato e possiamo qui seduti in una situazione con questo signor Topo? Scusa. Comincio a dire che qui c'è un povero uomo, Alfredo Pellegrino, nato a Marsiglia, via Sangue Arena, e per il protocollo europeo. Signori, ma che state facendo? Venire alla guerra mondiale? Mi compiaccio con lei, Sì, bravo, sono contro, ma bravissimo, senz'altro, lei ha sì. ragione. Ma educazione, un po' di educazione. Noi dobbiamo solamente accertare perché per come il cane abbia mozzicato il signor Pellegrini. Il Pellegrino, con prove e con fatti, stava facendo un bisogno. Ma proprio in quel momento doveva fare il bisogno, ma bisognava fare il bisogno quando non c'era il bisogno. Bravo, quindi il cane non ha colpa. No, scherziamo. Diciamo la verità, lei ha cambiato il cane. Ma come permettete? Sì, Ma quando mai? Sì. Ma stiamo ancora a discutere prove e colpe. Basta, qua bisogna pagare il Pellegrino. È giusto qua. E pagare l'avvocato. E pagare pure a me. E battere il cane. No, perché battiamo il cane, se poi lei con altro tempo ha battuto, non bisogna battere Ma questo cosa cane. dice? Sì, il cane è cane e va rispettato. Basta! Ho trovato la motivazione per una giusta cosa. È giusto, è la dica, metta fuori, metta Il fuori. signor Pellegrino Sì. è un nullatenente. Sì, Il signor Pellegrino è uno straccione. sì. E sapete che vi dice il signor Mandato? Sì. Coca a chi mozza. O stracciate. So cose che succedono con chi da pigliare.